Con tanta gioia siamo arrivati ai piedi della Madonna, la Madre tanto amata. Quello di quest'anno è stato un pellegrinaggio molto particolare, che è caduto nell'anno mariano, iniziato il 25 giugno dell'anno scorso, quando noi del pellegrinaggio abbiamo avuto l'onore di presenziare all'inaugurazione dell'immagine restaurata della Madonna. E da allora è come se non ci fossimo mai fermati, col pensiero perenne rivolto al ritorno qui, ai piedi della Madonna. Il cammino che ha preceduto il pellegrinaggio è stato molto intenso. Allora, c'è stata la gioia di vivere nelle comunità di San Cipriano e di Castiglione la missione mariana che è ritornata dopo tanti anni, e abbiamo rinnovato, come l'anno scorso, la tradizione di portare per le parrocchie vicine l'immagine restaurata della Madonna. E a tal proposito dobbiamo ringraziare tutti i parroci delle comunità limitrofe che ci hanno accolto con entusiasmo indescrivibile. Il primo incontro è stato a San Marco il 1° maggio e l'immagine che resta impressa è stata quella di vedere Don Sarelli in lacrime come me in questo momento, che si è emozionato quando siamo arrivati all'immagine della Madonna. Scusatemi se mi sono emozionato, non me l'aspettavo nemmeno. E questo ci ha dato una spinta a migliorarci sempre di più ed andare sempre avanti. Ed anche con Don Luigi si sta formando una simbiosi, perché ci sta appoggiando in tutte le nostre iniziative e i suoi preziosi suggerimenti sono uno stimolo a fare sempre meglio. Oggi c'è tanta gente in chiesa, ma ieri c'erano oltre 1000 persone, ma tra queste 1000 persone c'erano 300 persone che sono partiti sfidando l'intemperie e sono arrivati qua nonostante tutte le avversità che abbiamo trovato lungo la strada. La maggior parte sono arrivati tutti con il pensiero rivolto al prossimo anno, incuranti del sacrificio che c'è stato ieri. Quindi tutti hanno avuto una grande forza, una grande spinta, e hanno ricevuto questa attrazione della Madonna a ritornare qua. C'erano tanti ragazzi che venivano per la prima volta e c'erano anche delle persone anziane che sono venute per la prima volta, e nessuno di loro ha detto chi me l'ha fatto fare, io non verrò più. Tutti quanti hanno detto no, dobbiamo vedere di tornare qua, dobbiamo migliorarci, dobbiamo venire. E per questo voglio dire, noi che già la domenica ripenseremo al ritorno del nostro pellegrinaggio, quando abbiamo fatto le nostre ripetute riunioni, non sono stati solo placentarci, ma se ci sono anche dei bisticci, questi qua devono servire a migliorarci ed a portare nuove idee e nuove innovazioni. Bisogna accettare tutti i suggerimenti e tutte le critiche, perché noi dobbiamo, come ha detto prima Don Luigi, essere sempre più compatti ed essere sempre più uniti, a portare sempre più giovani e sempre più gente nuova. E l'immagine che mi ha colpito ieri, ma non ha colpito solo me, è stata quella all'ingresso in chiesa del pellegrinaggio, quando il padre Abate, dall'alto della sua imponenza, stava facendo un discorso, avrebbe potuto tranquillamente continuare. Invece di no, si è fermato e ha voluto ascoltare, non dico i nostri perché io non sono cattolico, ma i loro canti, che ogni volta che arriviamo qui nell'abbazia fanno emozionare tutti i presenti. E per questo dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli presenti in chiesa e quelli che ci hanno dato la mano lungo la strada, coloro che non sono potuti venire, gli ammalati e naturalmente un ricordo affettuoso a quelli che purtroppo non ci sono.
avvicinarci di più ai nostri sacerdoti, come loro hanno fatto con noi in questo tempo. Per questo affidiamo a Mamma Schiavone, che sempre ci aspetta, e alla quale noi siamo il nostro cammino, in segno di penitenza, tutte le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, i nostri problemi. In un momento particolarmente difficile come questo, speranzosi di essere di nuovo qui il prossimo anno e certi della sua perenne protezione. Ringraziamo Mamma Schiavone per la sua accoglienza, per la sua attrazione, voi tutti qui presenti, e mai questa volta un grazie a Don Lucia. Grazie a me non ci vuole. Io l'ho detto prima, sono stato onorato di essere stato invitato a